Ed ora andiamo a sentire le novità della settimana nella rubrica dedicata al Partito Democratico con il segretario, dottoressa Francesca Zottis. Vediamo. Siamo a un nuovo appuntamento con la dottoressa Zottis e il Partito Democratico sezione Sandonatese. Dottoressa, buonasera. Buonasera. Sabato è uscito un comunicato riguardante la riqualificazione urbana. Che cosa avete evidenziato? Sul comunicato di sabato abbiamo evidenziato come la stazione del treno sia un'area che è molto degradata, nella quale poi stanno succedendo numerosi furti e sia da anni che non viene comunque riqualificata come zona. E è chiaro che soprattutto aree dove ci sono servizi come quello del treno, questi fatti, se non ci sono illuminazioni adeguate, se le strade non vengono tenute in modo adeguato, possono essere comunque oggetto di malavita organizzata o di piccoli furti. Sta di fatto che spesso siamo troppo concentrati nella realizzazione di grandi opere e ci sfugge la riqualificazione magari di piccole zone della nostra città, interventi che dovrebbero essere invece visti come primari se si pensa che l'obiettivo sia il benessere diffuso del cittadino. Parliamo ancora di situazione sociale. Com'è la povertà qui a San Donà di Piave? Ma è uscito un interessante studio della Caritas dove si evidenzia che sta aumentando la povertà, ma non solo la povertà come immigrazione, come spesso si sente parlare, quanto proprio la difficoltà anche di pagare gli affitti, di arrivare a fine mese da parte comunque delle famiglie anche italiane. Quindi una povertà diffusa che ci fa molto preoccupare. Abbiamo chiesto sempre nel comunicato di sabato che il sindaco si attivi per due cose: uno, su un tavolo congiunto per la sicurezza con tutti i sindaci del Veneto orientale, due, invece un tavolo congiunto con tutti i sindaci del Veneto orientale per quanto riguarda la povertà. Quanto siamo consapevoli delle difficoltà delle amministrazioni per quanto riguarda l'erogazione dei servizi sociali, ma forse se ci fosse una comunione di intenti e anche comunque un'aggregazione tra i diversi comuni per i servizi sociali, si potrebbe arrivare comunque con maggior lungimiranza a delle soluzioni. Quale potrebbe essere l'idea di una città ideale, diciamo, una città del Sandonatese? Ecco, intanto mi piace quello che ha appena detto, perché ha detto città del Sandonatese. È chiaro che noi siamo la città di San Donà e non la città del Sandonatese, ma l'idea di pensare di concertare comunque il progetto con alcuni dei comuni o con i 10 comuni per alcuni aspetti del mandamento del Sandonatese, quindi da quello che è il comune di Torre di Mosto fino al comune di Cavallino, comunque Jesolo, è un po' l'idea che ci guida. Cioè il limite che noi vediamo fino ad oggi è che la città è stata tutta concentrata sulla realizzazione di opere che potevano interessare o riqualificare in termini di immagini San Donà, senza pensare che forse San Donà poteva vivere con maggiore forza se avesse concertato la progettazione anche in termini poi di risparmi di realizzazione con gli altri comuni. Su questo noi ci stiamo battendo e ci batteremo sempre di più perché San Donà ritorni a essere una comunità, quindi una rivitalizzazione di quello che è il centro di San Donà. Quali sono le idee del piano di assetto territoriale? Ecco, qua ci troviamo con due visioni politiche completamente diverse per quello che abbiamo potuto vedere fino adesso, in quanto deve esserci ancora la commissione consigliare in cui andremo a discutere, i nostri consigliari andranno a discutere del piano di assetto del territorio e il Consiglio Comunale. Però dalle carte si evidenzia come l'amministrazione presenti un progetto longitudinale, cioè di sviluppo soprattutto delle aree poi esterne, con grandi centri direzionali, con il grande centro del divertimento all'esterno, però trascuri tutto quello che invece è uno sviluppo che noi chiamiamo a circoli, per cui cercare di sviluppare le piccole comunità del centro, perché poi il tutto, diciamo, si allarghi a macchia d'olio verso l'esterno e il tutto sia funzionale l'uno con l'altro. Cioè ci piacerebbe, come ho detto prima, progettare dal piccolo commercio e che poi vada verso l'esterno, quindi che se ci devono essere i grandi commercianti siano però funzionali le imprese anche ai piccoli esistenti e che tra l'altro sono forse il cuore pulsante della nostra economia. Dottoressa Zottis, noi la ringraziamo del suo intervento e ci rivediamo tra un paio di settimane ancora con la sua rubrica. Grazie.